Polizia Treviso, operatore 12. Sì, buongiorno, sono Pestri Massimo. Buongiorno, mi dica. Ho appena ammazzato 2 persone, se può venire a prendermi. 3 maggio 2023, ore 12:52. La voce calma e fredda non sembra quella di un uomo che ha appena sparato una raffica di 19 colpi di pistola per uccidere 2 persone, trucidandole. Eppure, quando Massimo Pestrin, ex guardia giurata, chiama il 113, nella cucina dell'abitazione di via Monsignor Breda a Paese, la scena dell'orrore è quella di una esecuzione. 12 proiettili contro il fratello Lino, 7 contro la cognata Rosanna. L'ultimo sparo ravvicinato come un colpo di grazia. Poi, mentre in zona ancora riecheggia il rumore sinistro, la telefonata alla polizia. L'operatore ha un momento di esitazione prima di rendersi conto che non si tratta di un mitomane, ma il tono indifferente e quasi spazientito di Pestrin è surreale e contribuisce ad aumentare la confusione. Da dove mi chiama? Da Paese, via Monsignor Breda, numero 58. Da paese? Via, scusi? Via Monsignor Breda, numero 58. Monsignor Breda? Mhm. A che civico? Numero 58, 58. 58. Ok, mi ripete il suo cognome e nome, per favore? Pestrin Massimo. Massimo Silvestrin? Sì, P di Palermo. P di Palermo? Yes. Mi dice che ha... Pilvestrin, scusi, non la sento molto bene. P di Palermo. Ascolti, mi può rimanere solamente in linea? Un attimo solo? Ma chi è che lei avrebbe ucciso? Chi è che avrebbe ucciso, mi perdoni? Cognata e fratello. Mercoledì scorso Massimo Pestrin è stato condannato con rito abbreviato a 20 anni e fra 5 potrebbe chiedere la semilibertà. Un duplice omicidio sconvolgente, il fratello e la cognata massacrati perché nella sua mente erano colpevoli di aver sempre saputo della infedeltà della ex moglie e di non averlo mai messo al corrente della situazione. In realtà, una storia di conflitti tra lui e il fratello che l'aveva accolto in casa dopo che era stato sfrattato, dissidi diventati insostenibili dopo mesi di convivenza. Poi, quella scelta terribile, quegli spari e quella telefonata che, anche a distanza di un anno, fa raggelare il sangue. Ascolti, va bene, allora Man- lei adesso si trova nel... mandi una volante che sto qua che l'aspetto. Ok? Sì, sì. Allora, via Monsignor Breda, giusto mi ha detto? Sì? Pestrin. Ascolti, chiama. Allora, mi dice un attimino che cosa è successo, giusto per... Mandi una volante, aspetto qua.